servizio dei beni culturali. Prima di tutto mi piace proprio il saluto dei nostri amministratori, l'assessore dei beni culturali Gigi Piano, il presidente Fulvio Tocco, che avrebbero sicuramente partecipato con piacere, se non che proprio oggi è stata organizzata un'assemblea generale dell'UPS, perché appunto le province sono state recentemente commissariate e sono lì, comunque portano il loro saluto. L'evento di oggi è stato organizzato all'interno appunto del progetto ACESIT per appunto presentare questo progetto che vede la provincia del Medio Campidano partner numero 9 nel sottoprogetto archeologia. È un progetto grossissimo, che ha un importo complessivo di 6 milioni di euro e vede la collettività dei CORS capofila, mentre responsabile del sottoprogetto la provincia di Lucca. La provincia del Medio Campidano, si è spento, credo, devo avvicinarmi. Il progetto appunto vede coinvolti 21 partner, è stato finanziato all'interno del programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo del 2007-2013 ed è finanziato per il 75% con i fondi FES, per gli altri con fondo di rotazione, ma presenteranno bene il progetto i vari relatori ovviamente. La provincia del Medio Campidano, stavo dicendo, è presente con un importo di 105.000 euro all'incirca e il grosso dell'intervento riguarda la realizzazione di infrastrutture per il miglioramento e l'accessibilità dei siti di Barumini e di Vilanova Franca. Non nascondo un attimino, forse in ritardo, quindi approfitto dell'occasione per magari vedere un po' di accelerare con i lavori, perché il progetto si dovrebbe concludere entro il 2014 e sono abbastanza rigidi, come si dice, ci riducono le somme e quindi è meglio dare un'accelerata. Il convegno prevede all'inizio appunto i saluti delle autorità. Parlerà infatti la dottoressa Daniela Figus, che è sindaco di Vilanova Franca e presidente del consorzio Sagorona Argovia. Seguirà poi l'intervento di Boniek Orsolin, che è rappresentante della collettività dei CORS, che è capofila dell'intero progetto. Seguirà l'intervento della dottoressa Bertacchini della provincia di Lucca, responsabile del sottoprogetto A e un funzionario della provincia di Lucca. Poi al posto del direttore generale Marco Melis, che non è potuto venire, verrà il responsabile del settore umanistico Antonio Sanna, che ci presenterà appunto per quanto riguarda appunto il coinvolgimento della regione Sardegna urbanistica nel progetto. La dottoressa Donatella Cocco, archeologa, caverà per la soprintendenza delle province di Cagliari e Oristano. Chiuderà l'intervento il professor Melis dell'Università di Cagliari. Ci sarà poi una pausa al lavoro in cui è stato organizzato un buffet con i prodotti tipici del Medio Campidano, a cui siete chiaramente tutti invitati, e i lavori si concluderanno con la visita dei siti a Barumini e a Somulino di Vilanova Franca. Auguro a tutti buon lavoro e do la parola alla dottoressa Figus, che è per i saluti. Grazie, buongiorno a tutti. Con immenso piacere che questa mattina vi do il benvenuto qui al Consorzio Turistico Sagorona Argovia. Per me, contenta di essere qui in duplice veste, quindi come presidente del consorzio vi porto i saluti di tutto il territorio, ma anche come sindaco del comune di Vilanova Franca, perché appunto uno dei 2 interventi sarà sul nostro sito, quindi su questo siamo particolarmente felici e soddisfatti del risultato che andremo ad ottenere. Il mio saluto ovviamente va a tutte le autorità, quindi ai rappresentanti della Corsica, ai rappresentanti della provincia di Lucca, al responsabile, al funzionario della regione Sardegna, al funzionario responsabile per territorio della soprintendenza e alla rappresentante dell'università. Non per ultimo lascio la provincia, ma perché vorrei dedicargli 2 minuti in modo particolare. Sicuramente non è un momento facile questo per la provincia del Medio Campidano,
e con loro un po' tutte le province. Allora voglio esprimere il mio apprezzamento particolare sia per questo progetto che ha una validità, una valenza notevole, ma per tutto il lavoro che la provincia in questi anni ha fatto anche nel campo dei beni culturali, cercando di promuovere il territorio e facendo cose importanti. Quindi da questo punto di vista un apprezzamento davvero personale, augurandoci che si proceda sempre per il meglio e che certe decisioni poi davvero portino a qualcosa di buono. Su questo progetto due parole. La validità di questo progetto è insomma palese, ma credo sia opportuno anche evidenziarlo. La nostra società non è sempre a misura delle persone che sono diversamente abili. Ecco, in questo progetto si raggiunge anche per Villanova Franca un obiettivo importante: cercare di far sì che le persone che hanno delle abilità diverse possano coltivare le loro passioni, possano coltivare quelli che sono anche i loro sogni, possano raggiungere gli obiettivi che vogliono raggiungere con le loro forze, è una cosa importante. Allora sta alla società, in questo caso la provincia di Medio Campidano si è inserita in un contesto molto importante, far sì che loro possano poi realmente con le loro forze fare anche queste cose. In questo caso nel sito di Villanova Franca si permetterà insomma anche a chi è diversamente abile di raggiungere alcuni punti del nuraghe. Quindi credo che siano davvero obiettivi importanti, che sono anche segno di di un progresso della civiltà e di un progresso in questo caso per ciò che riguarda Villanova Franca del proprio sito ad essere agibile e funzionale anche per le persone diversamente abili. Quindi sono molto soddisfatta, molto contenta. Non nego anche che l'importanza di questo progetto sta anche nel veicolare il territorio al di fuori del contesto sardo, quindi insomma il territorio del Medio Campidano, di tutte le sue bellezze che sono insite, verranno veicolate attraverso diverse promozioni, quindi insomma questo progetto ha una validità doppia, per cui plauso davvero per la valenza. Vi auguro buon lavoro e insomma insieme a voi trascorrerò questa giornata. Ancora grazie a tutti per la partecipazione e soprattutto per il progetto. Grazie al sindaco di Villanova Franca. Passiamo la parola a Bonnie Corsoni che appunto ci parlerà della collettività del corso, capofila del progetto. Buongiorno a tutti, proverò a parlare un po' in italiano, ci sono giorni che riesco meglio che altri. Io voglio ringraziare la provincia di Medio Campidano per accoglierci e organizzare questo evento che è molto interessante per noi perché l'esperienza di Medio Campidano e Sarda a livello di messa in valore del paesaggio è stata approvata con l'ARNE per esempio e c'è stato un po' il seguito dell'ARNE in certi punti e penso che tutti i partner del progetto hanno approfittato e approfittano di questa esperienza sarda, diciamo. Oggi è interessante perché io faccio spesso la gestione amministrativa del progetto, non ho il tempo di vedere in fondo cosa si fa e arriviamo a un punto del progetto che dobbiamo mettere in opera tutte le infrastrutture previste perché abbiamo avuto un po' di ritardo ma dovuto alla complessità del progetto e alla formulazione. Io penso che è interessante perché tocchiamo le realizzazioni concrete questo pomeriggio, per esempio sulle visite, e vedo questo territorio interessante pure a livello facilitare l'accesso delle persone disabili, ma pure l'accesso interessante ai turisti. E abbiamo indicatori di risultati sul turismo nel progetto e io penso che la rete, io ho guardato quando sono venuto, ci sono qualche musei qui, è una zona molto interessante che bisogna promozionare e io penso che a termine vedremo un incremento della frequentazione turistica. Cosa vi posso dire di più? Vi ringrazio a tutti e se avete qualche domanda da fare spero che avete capito. Vabbè, adesso interverrà la dottoressa Barbara Bentacchini che praticamente illustrerà
sottoprogetto A e in esso appunto gli interventi che dovranno essere curati anche dalla Scuola del Capitano. Prego. Buongiorno a tutti e grazie di questo invito che ci ha dato la possibilità di conoscere una zona della Sardegna che per quanto mi riguarda era ancora abbastanza sconosciuta. Vi mando un saluto da parte del Presidente della provincia di Lucca, Stefano Marcelli, e dal mio dirigente Paolo Benedetti, che non è potuto intervenire perché già ormai penso che l'abbiate saputo tutti da una decina di giorni che siamo interessati da uno sciame sismico molto forte che sta coinvolgendo tutta la nostra montagna, e quindi abbiamo un'unità di protezione civile che è sempre permanentemente allertata, e il mio dirigente è anche, diciamo, direttore del Dipartimento di Presidenza e quindi è membro diretto di questa unità di crisi. Mi fa piacere venire qui oggi perché siamo proprio in mezzo alla cultura, ma non alla cultura qualunque, la cultura archeologica, e siamo proprio, come posso dire, nel punto forse più rappresentativo del sottoprogetto A. Mi fa piacere perché, come dicevo, questo progetto, questo sottoprogetto nell'ambito del progetto Accessit ha acquisito un ruolo veramente importante per i nostri territori. L'area di cooperazione interessata dal programma trasfrontaliero Italia-Francia costituisce dal punto di vista storico ed artistico ed archeologico un sistema connotato da flussi secolari, di movimenti di popolazioni e di scambi culturali e commerciali. In quest'area quindi esistono i presupposti diffusi per lo sviluppo coordinato di un'offerta qualificata legata al patrimonio culturale ed in particolare alle risorse storico-archeologiche, che tenga conto delle crescenti istanze di riscoperta delle proprie origini da parte delle comunità locali e della richiesta di fruizione da parte di un pubblico eterogeneo, secondo un concetto di fruizione e valorizzazione allargata in linea con la globalizzazione della conoscenza e con l'avanzamento della comunicazione e delle tecnologie di supporto. Lo sviluppo di questa offerta dipende però in maniera sostanziale dal superamento del divario esistente tra la ricchezza del patrimonio, investimenti effettuati nei siti, nei musei, nei parchi archeologici e l'accessibilità, intesa sia come accessibilità fisica ma anche come culturale ai luoghi, agli allestimenti, ai percorsi di visita, alle opere e alle informazioni, per un pubblico sempre più diversificato per cultura, lingua, istruzione e abilità. L'obiettivo generale del progetto Accessit è quello di creare le condizioni per il co-governo dei patrimoni culturali dell'area trasfrontaliera. L'obiettivo specifico del sottoprogetto A, di cui come provincia di Lucca siamo responsabili, è quello di elaborare una strategia di interventi mirata ad incrementare il livello di fruizione del patrimonio archeologico trasfrontaliere attraverso l'individuazione di soluzioni avanzate di accessibilità fisica e culturale e la loro sperimentazione in siti, musei e parchi archeologici caratterizzati di per sé già da standard di fruizione medi, al fine di creare dei poli di eccellenza e dei modelli di riferimento per l'adeguamento progressivo dell'offerta trasfrontaliera. I progetti comunitari di per sé, oltre ad avere il compito di costruire delle reti di soggetti locali, hanno il compito di creare dei modelli. Questi modelli devono essere modelli replicabili in qualsiasi territorio. Pertanto i nostri interventi devono essere visti in un contesto generale come azioni pilota che potrebbero essere in questo momento sperimentate nella zona di popolazione, ma che potrebbero essere esportati in qualsiasi area che presenta determinate caratteristiche. Noi le applichiamo all'archeologia nello specifico del sottoprogetto A, ma di fatto le azioni che noi andiamo a fare potrebbero essere delle azioni che riguardano l'intero patrimonio. L'archeologia, come sappiamo tutti, è un settore molto specifico del patrimonio culturale, è un settore, diciamo così, collocato molto lontano nel tempo e quindi diventa più difficile comunicarlo e renderlo comprensibile alla maggioranza delle persone. Pensiamo ai giovani, pensiamo a chi viene da culture diverse, pensiamo in questo caso nello specifico ai diversamente abili. I risultati attesi del progetto sono molteplici, i principali sono la messa a rete stabile dei soggetti istituzionali trasfrontalieri, la creazione quindi di un gruppo di lavoro che è nato durante il progetto, ma si auspica che continuerà anche alla fine del progetto stesso, perché le conoscenze che ci sono state, i rapporti che si sono instaurati tra le varie istituzioni partner e tramite di loro con i soggetti attuatori degli interventi, di fatto è un arricchimento per tutta la nostra area. Poi c'è la salvaguardia dell'identità delle comunità trasfrontaliere, un altro risultato importantissimo.
che caratterizza il nostro territorio e lo rende diverso da tutti gli altri territori. L'Alto Tirreno, come si dice da sempre quando si parla del PO marittimo, è stato un luogo che fin dall'antichità ha visto il trasferimento delle persone, e questo trasferimento, questa mescolanza, potremmo anche dire, che ha caratterizzato lo spazio marino come un ambiente di incontri più che diciamo così, di distinzioni, ha permesso che si creassero dei rapporti che sono continuati poi nel tempo e che grazie a questi progetti di cooperazione poi possono essere riscoperti. Queste relazioni costituiscono l'unicità del nostro spazio, diciamo, altotirrenico, e rendono fondamentalmente questo spazio unico rispetto ad altri contesti europei. E la strategia di Lisbona, come si dice, che è uno dei pilastri della cooperazione territoriale, ci dice proprio che le comunità devono apprendere quelle che sono le unicità del proprio territorio per costruire all'interno di queste unicità dei fattori di sviluppo culturale e sviluppo turistico, e per far sì che le popolazioni che qui sono nate riacquistino il valore del patrimonio stesso e riescano a pensarlo come un fattore produttivo dal punto di vista, come dicevo, culturale e anche economico. Poi abbiamo come risultati attesi una conoscenza più ampia del patrimonio culturale stesso, l'aumento degli standard di fruizione, la creazione di una rete di percorsi archeologici d'eccellenza, lo sviluppo e l'incremento del turismo di qualità, e poi, come dicevo prima, la creazione di modelli di intervento replicabili ed impattanti sulle politiche culturali dei territori. Per quanto riguarda i beneficiari, quali sono i beneficiari diretti del nostro progetto? In primis le istituzioni partner, attraverso di loro i soggetti attuatori degli interventi, ma poi è la comunità nella sua interezza che deve avere delle salvaguardie particolari per gli studenti, quindi per le scolaresche, dai più piccoli a quelli poi fino all'età universitaria, ai soggetti disabili in questo specifico, fino alle associazioni culturali, alle associazioni di volontariato, e poi tutti i turisti italiani, francesi, nel caso della Corsica, ma poi anche i turisti stranieri che devono venire nel nostro territorio e si devono rendere conto che la rete che abbiamo costruito col progetto Accessi è una rete che veramente unisce le nostre regioni. Ogni nostro sito archeologico, ogni nostro museo deve permettere la rappresentazione della complessiva rete archeologica del territorio che abbiamo creato con il sottoprogetto A, ma più esteso con tutti i punti che sono stati oggetti di intervento del progetto Accessi. Per quanto riguarda lo sviluppo della proposta, nel sottoprogetto A è stata articolata in 4 fasi distinte. Da una parte abbiamo costruito la rete dei soggetti istituzionali. Questa rete ha uno scopo, la definizione di linee guida per l'integrazione delle strategie di programmazione regionali e locali. Abbiamo avuto i territori regionali che sono stati coinvolti e poi le amministrazioni provinciali o anche i comuni in qualità di soggetti beneficiari delle risorse o anche dei soggetti attuatori. Di fatto però questa rete si deve obbligatoriamente implementare di quelli che sono gli attori veri che vivono le aree archeologiche, cioè le soprintendenze, le direzioni periferiche del MIBAC, in tutte le loro articolazioni. I nostri interventi, diciamo, rispetto a tutti gli altri interventi del progetto, interessano quasi sempre 3 soprintendenze. Abbiamo la direzione regionale, la soprintendenza archeologica e poi la soprintendenza paesaggistica, in quanto tutte le nostre aree archeologiche, a meno che non siano un museo di per sé, sono inseriti in luoghi di eccellenza, perché i nostri territori sono pieni di questi luoghi che venivano scelti fin dall'antichità come luoghi strategici dal punto di vista della collocazione, diciamo, per il controllo del territorio, ma anche perché di per sé erano luoghi migliori per creare degli insediamenti. Per quanto riguarda poi la necessità di una seconda fase che riguarda la ricerca di soluzioni di accessibilità fisica e culturale condivise per la realizzazione delle operazioni congiunte. In questa fase il ruolo secondo la nostra visione, almeno che abbiamo elaborato nell'ambito della Toscana, dove questo progetto è fortemente sentito e coinvolge tutte le 5 province costiere, si è sviluppata con un coinvolgimento diretto e fin da subito degli organi periferici del MIBAC, nel senso che la progettazione degli interventi a tavolino è avvenuta con il supporto e la condivisione delle soprintendenze che ci hanno proprio assistito nella fase dell'individuazione e poi nella progettazione fino ad arrivare all'esecuzione dei lavori che è attualmente in corso.
percorso. Questo rapporto, questa costruzione di un modello di gestione del progetto ha fatto sì che abbiamo elaborato un modello di convenzione che poi abbiamo presentato in primis ai soggetti beneficiari del sottoprogetto A, ma poi ancora a tutto il progetto come un modello di governo di determinate fasi progettuali, come in questo caso, che però secondo noi ha un valore per il territorio toscano, presumo che diventerà uno standard della collaborazione per lo sviluppo dei progetti. Poi c'è la fase, quella più concreta, la realizzazione delle azioni pilota di cooperazione, quindi per aumentare da una parte l'accessibilità fisica e dall'altra quelle culturali. E qui tutti gli attori che abbiamo detto giocano un ruolo fondamentale, perché alla fine degli interventi si vede se tutto quello che è stato impostato, se la rete ha funzionato, se la qualità degli interventi progettuali era veramente coerente con quelle che sono le esigenze delle varie abilità, e poi per arrivare proprio alla fruizione completa del bene. Poi c'è la strategia della comunicazione e dell'animazione, che da una parte è comunicazione tradizionale, le brochure, le guide, poi abbiamo anche la comunicazione multimediale, questa parte qui dà vita ai prodotti stessi, e poi la realizzazione di eventi. Gli eventi, abbiamo l'esempio con una giornata come quella di oggi, ma ci possono essere degli eventi anche molto più pubblici, come responsabili di sottoprogetto nell'ultimo incontro del comitato direttivo di questo progetto stesso. Abbiamo proposto un'apertura straordinaria, simultanea, di tutti i luoghi del sottoprogetto A in occasione delle giornate europee del patrimonio, che è un'iniziativa che vede coinvolti 50 paesi europei e di fatto dal 99 ad ora anima e rende accessibili gratuitamente tanti luoghi della cultura in un determinato periodo di settembre. Quest'anno sarà il 28 e il 29 settembre. Per quanto riguarda il sottoprogetto A, le note tecniche ha un valore complessivo di 1.824.000 euro. La durata è articolata in 36 mesi, segue tutta la vita del progetto. Gli interventi però clou nel sottoprogetto A si sviluppano in 24 mesi e dovranno essere conclusi e rendicontati e certificati entro il marzo 2014. Questo per far sì che poi la connessa comunicazione possa avere dei tempi di sviluppo, perché altrimenti, come spesso succede, questi progetti arrivano e soltanto in fondo sono pronti per presentarsi al pubblico. I partner coinvolti al momento sono 9 e i siti oggetto di intervento sono 20. E tra il partenariato abbiamo la provincia di Lucca, che ha presentato un'area archeologica d'eccellenza, l'area archeologica di Massa Cioccoli Romana, inserita in un parco naturalistico ambientale, e un'area minore delle 100 fattorie romane della piana di Lucca. Poi abbiamo la direzione del patrimonio della collettività intermediaria della Corsica con l'area archeologica di Mariana Luciana, il Dipartimento della Corsica del Sud con il Museo dell'Alta Rocca e il Museo di Sartène, la provincia di Livorno con l'area archeologica di Popolonia, la provincia di Grosseto con la necropoli etrusca di Sovana, la provincia di Pisa con il Museo delle Navi Antiche, la provincia del Veneto Campitano, che sapete meglio di me, con il comune di Varumini e Sumuraxi, e la comune di Villafranca con il Sumulino. Poi la regione Sardegna con la Cornicopoli di Montesso, il parco culturale di Fondongianus e la mostra della Valle dei Menhir, e la regione Liguria con tutte le aree archeologiche e musei della regione. Quindi abbiamo detto 9 partner, 20 zone di intervento. Questi interventi sono interventi che qui prima si diceva quello che è previsto per questa vostra zona, ma in generale sono dedicate all'accessibilità fisica e all'accessibilità culturale, come dicevamo, e prevedono una realizzazione di opere di basso impatto per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per consentire quindi l'accessibilità ai siti e ai musei, evitando tuttavia alterazioni visive e strutturali sia del bene che del paesaggio, perché questo è un fattore da salvaguardare soprattutto quando si sta parlando di emergenze archeologiche. Poi la creazione di percorsi attrezzati nei musei e nelle aree archeologiche destinati sia ai normodotati che ai dotati, nell'accezione che si diceva più ampia, quindi diverse età, diverse culture, diverse lingue, diverse sviluppi anche culturali, religiosi e così via.
Poi gli interventi di adeguamento alla fruizione dei resti archeologici, in particolare quelli all'aperto, nel senso del loro restauro di ripristino idoneo alla visita e nel senso di ricostruzione fisica, anche con integrazioni laddove si rendono necessarie per la comprensibilità. E poi la creazione di uno specifico sistema di segnaletica. Questo discorso della segnaletica si mette in genere in tutti i progetti della cultura. Poi a un certo punto ci troviamo una riflessione per dire a volte i nostri territori sono sommersi da segnaletica e quindi a volte dobbiamo ritornare indietro rispetto a questo sviluppo di attività, in quanto anche la sovrabbondanza di segnaletica poi non rende più visibile e riconoscibile bene. Quindi è successo più volte che siamo dovuti ritornare proprio sullo sviluppo dell'attività, anche perché non si deve sovrabbondare e quindi creare confusione, perché si ottiene l'inverso effetto fondamentalmente. Per quanto riguarda l'accessibilità culturale, in linea di massa è una realizzazione di sistemi di fruizione, accessibilità e valorizzazione, sia tradizionali che innovativi, quindi sempre dotati a norme ipodotati, a favore dell'inclusione del razionale utilizzo degli spazi, sempre limitati a disposizione. Qui vanno ricomprese le ricostruzioni di materiali mobili a disposizione del maneggiamento stesso e di strutture architettoniche che in genere potrebbero risultare non accessibili. E poi il ricorso per la fruizione, quindi l'accessibilità, anche delle nuove tecnologie, quindi delle ricostruzioni virtuali, del 3D, per far sì che si riescano a comprendere fattori che dall'analisi puramente del resto non sono così accessibili. Creazione di supporti durevoli come cartellonistica, percorsi guidati, olfattivi, talvolta in Natale di questa emergenza, idonei alle fruizioni, e poi ancora la realizzazione di materiali di guida, come si diceva, sia generali che tematici e trasversali, sia cartacei che digitali, ad esempio radioguide o di materiali didattici, proprio di materiali finalizzati alla creazione poi di laboratori didattici. È prevista anche una cosiddetta attività di aggiornamento, questa attività di aggiornamento del personale delle strutture, perché deve raggiungere due obiettivi. Si fanno gli interventi di accessibilità, ma poi bisogna far sì che il personale sia capace di guidare gli ipodotati per la fruizione, per avere un vantaggio di questo intervento, perché altrimenti l'ipodotato lasciato per conto suo potrebbe avere delle difficoltà. Si cerca sempre di fare la cosa che rende più autonomo l'ipodotato, perché di fatto nel momento in cui l'ipodotato deve essere accompagnato da una persona per fare un percorso, di per sé è già un limite al nostro intervento e pertanto creiamo, tra virgolette, una menomazione dell'intervento che abbiamo fatto noi stessi. Però il personale quindi che è addetto alle aree archeologiche, ai siti, ai musei stessi, deve essere consapevole di questa capacità nuova della propria area archeologica, del proprio sito, e comunicarla nel modo corretto. Questa fase può avvenire in primis con il coinvolgimento diretto delle associazioni dei disabili, perché meglio di loro non esiste qualcuno che ci può aiutare in questa fase. Quindi dobbiamo mantenerli sempre per tutta la durata del progetto come i nostri numeri tutelari, come i nostri assistenti, che possono anche permetterci di correggere il tiro laddove degli interventi che noi abbiamo fatto, magari abbiamo progettato all'inizio del nostro progetto, ora si rendono non più validi. Mi viene in mente per i ciechi il fatto dell'utilizzo del braille. Molto spesso ci dicono: se io se devo trovare il testo scritto in braille, io non potrò mai venire solo. Io ora come ora ho un telefonino di ultima generazione, se io mi posso spostare in un'area sicura e posso ricevere degli impulsi da microchip, da segnalatori acustici che mi si scaricano direttamente sul telefonino, io in teoria potrei veramente essere libero di visitare l'area archeologica del mio mondo. Il nostro progetto, poi come dicevo, questo aggiornamento è mirato quindi all'accoglienza della disabilità di tutti i livelli, ma poi anche al fatto che dobbiamo aggiornare il nostro personale, che il nostro punto archeologico, il nostro sito è parte del GIT, del grande itinerario tirrenico, perché questo è il valore del nostro intervento. Non siamo di fronte a fondi propri dei nostri enti che hanno quindi validità e che possono essere utilizzati puramente per la nostra area. La nostra area deve diventare un punto di conoscenza e di divulgazione dell'intero
grande itinerario trasfrontaliero, all'interno del quale il nostro progetto avrà 3 circuiti tematici: quello dedicato alla rete dei musei e delle aree archeologiche, quella dedicata all'archeologia dell'età antica, dove saranno ricomprese le stele, i menhir, i nuraghe, e poi quella dedicata all'archeologia dell'età romana all'incirca. Abbiamo individuato queste fasce per i quali saranno messe in atto idonee strategie di comunicazione. Come province toscane poi l'aggiornamento del personale l'abbiamo visto anche da un punto di vista più ampio. Abbiamo ritenuto che sul territorio la comunità vada coinvolta sotto tutte le forme. E siamo intervenuti individuando dei progettisti o avvalendoci delle competenze delle varie soprintendenze, però riteniamo che un progetto europeo debba avere uno sviluppo più ampio, deve lasciare anche degli impulsi al territorio di ulteriore crescita. Per questo, a livello di laboratorio Toscana, abbiamo messo in programma 5 iniziative di comunicazione specifiche che sono rivolte in primis al nostro partenariato locale, in una giornata di workshop, ma poi in una giornata plenaria di seminario sono aperte a tutto il territorio e a tutto il partenariato trasfrontaliero, e questi avranno proprio dei focus specifici. Cominceremo il 1° di ottobre e finiremo intorno al 10 di novembre e andremo ad analizzare nel primo l'handicap della visione nella fruibilità dei beni culturali, nel secondo l'handicap motori e le barriere architettoniche, a seguire gli strumenti di comunicazione utili all'accessibilità a tutto tondo, nel penultimo l'accessibilità alle aree archeologiche come dicevo prima, punto particolare, e poi l'integrazione tra i vari interventi di accessibilità. Tutto questo lo faremo nel periodo ottobre-novembre, come dicevo, e sarà inviato uno specifico invito a tutti i partner che potranno estenderlo anche ai loro soggetti attuatori. Ci avverremo di persone dello spazio trasfrontaliero, fondamentalmente in qualità di relatori, e vorremmo proprio anche usare questa occasione odierna proprio per dire se c'è un interesse, una volontà alla partecipazione e anche alla presentazione di cosiddette buone pratiche all'interno dello spazio, perché si ritiene che l'intervento che si è fatto veramente si potrà caratterizzare come una buona pratica, perché siamo forti di tutti quei sostegni dei soggetti attuatori, ma non solo, delle associazioni dei disabili, di tutta la comunità locale. Siamo stati riconosciuti come portatori di buon interesse. Secondo noi è importante e interessante che ci sia questo contributo. Finisco giusto con una panoramica sul nostro ruolo come provincia. Noi abbiamo creduto molto sulle opportunità offerte al PIO e alle Francia Marittimo ed abbiamo creato all'interno della nostra provincia una struttura organizzativa che dal 2007 ad ora ha portato alla realizzazione di attività del PIO Marittimo per un valore di oltre 8 milioni di euro. Sulla cultura abbiamo partecipato a molti progetti. Siamo stati capofila di un progetto di valorizzazione dell'itinerario napoleonico, poi siamo stati partner del progetto Incontro con l'Isola di Nuoro e l'Università di Cagliari, del progetto Intercost col Comune di Santa Giusta per la valorizzazione del romanico, col progetto Foraces con capofila il Comune di Pula per ricorrere le fortificazioni costiere, e poi siamo ora in Sonata di Mare per la valorizzazione dei festival, e in questo caso per la Sardegna partecipa al Festival di Verchita, e siamo proprio in fase di realizzazione di questa attività. Abbiamo lavorato anche per le risorse aggiuntive, c'era un secondo bando al quale i progetti della prima colca che avevano avuto un buon risultato potevano partecipare, però la cultura ha dovuto subire, diciamo così, una tra virgolette penalizzazione, in quanto gli è stata attribuita una premialità che è stata attribuita nel nostro caso all'ambiente, perché l'asse 3 è cultura e ambiente, e pertanto spesso, e poi soprattutto legata alle emergenze ambientali che si sono create, pensiamo alle grandi alluvioni che hanno interessato Genova o la provincia di La Spezia in questo periodo, o l'erosione costiera, hanno reso, diciamo così, più premiante la parte. Crediamo e invitiamo tutto il partenariato del progetto Accessita a continuare a lavorare, anche grazie al fatto che nella prossima programmazione, quindi 2014-2020, grazie all'intervento molto forte della Corsica, la cultura è ritornata una priorità, con 2 misure di intervento, con la salvaguardia del patrimonio e la valorizzazione. Questo è una cosa molto particolare, fa vedere che nel nostro territorio la cultura ha un valore enorme,
anche perché negli altri progetti di cooperazione dell'Unione Europea, si pensi al MED, si pensi all'Interreg, le linee dedicate alla cultura non sono più presenti, lo sono e lo possono diventare laddove si opera con un approccio integrato, laddove si pensa alla cultura ma come innovazione con capacità di crescita del territorio. Accessibile tutto questo e quindi pensiamo che possa continuare anche in una futura programmazione. Grazie. Passiamo la parola ora al dottor Antonio Sanna, responsabile del settore urbanistico, che illustrerà appunto il ruolo dell'urbanistica appunto della Regione Sarda all'interno del progetto. Sì. Grazie, buongiorno a tutti, un ringraziamento al Consorzio Precioso, provincia di l'occasione di raccontare la nostra esperienza nel progetto. Intanto porto i saluti dell'assessore Tassu, assessore dei beni comunali e finanza urbanistica, e del direttore generale, l'ingegner Manfomeni. Entrambi avrebbero dovuto partecipare a questo incontro. Purtroppo stamattina ci sono state delle urgenze sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista tecnico, per cui non possono partecipare, ma mi hanno pregato sia l'assessore sia il direttore per salutare tutti i partner del progetto, al quale appunto la regione partecipa sono partner sani con molti impegni e con diciamo, molte aspettative. Diciamo, il progetto ACES per la regione è un'ulteriore occasione per testare, per sperimentare alcune attività che da anni la regione, in particolare all'assessorato alla pianificazione paesaggistica e urbanistica, sta portando avanti con i territori. Quindi non è un progetto, come dire, che abbiamo partecipato così occasionalmente, ma come ricordava anche prima Remo, in questo progetto è sulla scia dei progetti LAMET, LAMET 1, LAMET 2, che sono stati caratterizzati da questo approccio volto al coinvolgimento dei territori e al lavoro con i territori. Non si sente? Sì, così. Ecco, quindi mi accompagno con una presentazione, non vi spaventate del numero delle slide, ma non le vedremo tutte, anche perché buona parte delle cose sono state raccontate molto bene dalla collega Barbara Bertacchini, quindi si andrà molto veloce. Volevo proprio raccontare l'esperienza di un progetto che, come è stato detto, è un progetto strategico che è una macchina molto complessa, che mette a dura prova i partner, mette a dura prova tutti i soggetti che vi partecipano, però crediamo che questo mettere a dura prova consenta come dire, di rafforzare i legami partner, la rete delle come dire, istituzioni, qui faceva riferimento alla collega, che il progetto coinvolge caratterizzato proprio da questa comunicazione interistituzionale, come dire, alimenta anche una dialettica forte tra i partner e i beneficiari. L'esito di questo confronto forte attraverso questo progetto complesso che, come è stato detto, comprende due sottoprogetti abbastanza settoriali, un'azione pilota cantieri che è volta, come dire, soprattutto al trasferimento di esperienza, al trasferimento intergenerazionale dei saperi, e un'azione di sistema che dovrebbe un po' ricucire il tutto, quindi un progetto abbastanza articolato, il cui esito appunto essendo l'esito di un'attività piuttosto laboriosa, piuttosto sostenibile, dovrebbe garantire quello che è stato detto, cioè un partenariato che si è costruito con questo progetto ma che ha buone possibilità di proseguire indipendentemente dai futuri progetti, indipendentemente diciamo,
risorse dedicate. Poi un attimo indietro su questa. Sì, proprio per sintetizzare. Allora, i due progetti, i due sottoprogetti A e B, progetto patrimoni, avevano la finalità, sintetizzo, poi si è fatto raccontato molto bene la complessità anche dei sottoprogetti, di individuare degli interventi, delle azioni, non solo degli interventi. Le coordinate di individuazione di questi interventi sono un po' queste parole chiave che qua abbiamo distribuito. Quindi avere delle coordinate di riferimento già garantisce, come dire, una omogeneità o, come dire, un registro comune a questi interventi. Sulla base dell'obiettivo che è stato detto essere l'obiettivo principale del progetto dell'accessibilità. L'accezione dell'accessibilità è stata già descritta dal collega. Io volevo fare riferimento a un'altra accezione dell'accessibilità che è molto importante nel progetto, cioè abbiamo parlato dell'accessibilità dei beni, l'azione di sistema, poi lo vedremo, interpreta l'accessibilità nel senso anche di accessibilità ai territori attraverso la valorizzazione dei beni. Quindi c'è una prospettiva duplice. La valorizzazione dei beni, i redditi dei beni costituiscono un elemento di accessibilità, di attrattività per i territori. Ecco perché c'è stato un particolare interesse nelle attività che abbiamo svolto a dialogare con i territori per cogliere le esigenze, per cogliere le aspettative dei territori da tradurre appunto in queste azioni che poi sono state messe a sistema. Ecco, sulla base di queste coordinate comuni, l'azione di sistema aveva questa funzione, in un progetto così complesso, con tanti partner, di creare un metodo comune di approccio al problema. L'azione di sistema ha avuto come partner la Regione di Sardegna, la Regione di Puglia, la provincia di Livorno e la collettività territoriale del Corso, e ha messo in campo una serie di strumenti funzionali alla costruzione del progetto, ma anche un set di strumenti che, come è stato ricordato dalla collega, sono una dotazione anche per il futuro che il progetto mette a disposizione. Fondamentalmente gli strumenti dell'azione di sistema sono stati un piano metodologico congiunto, sono state delle linee guida, o saranno, perché alcune linee guida, per esempio sull'accessibilità, intesa dell'accezione ampia che è stato ricordato, sono in fase di costruzione appunto per tutti i partner. E sono stati fondamentalmente i lavoratori. I lavoratori cosa sono? Queste sono macchine complesse, sono delle tecnostrutture di cui ciascun territorio partner si è dotato, caratterizzate dal fatto, detto anche dalla collega, dell'integrazione tra componenti interni e componenti esterni, integrazione multidisciplinare, complementarietà tra i lavoratori. Quindi ogni regione si è organizzata, ha costituito il proprio laboratorio. La regione Sardegna, in qualità di capofila dell'azione di sistema, ha costituito un suo laboratorio, che ha integrato anche le competenze necessarie per integrare l'attività degli altri laboratori, in particolare le competenze legate ai processi partecipativi che poi brevemente illustreremo. Quindi il laboratorio della Regione Sardegna ha svolto questo ruolo di complementare il supporto ai singoli laboratori che hanno lavorato sui progetti, sulle azioni, comunque in grande autonomia nell'ambito appunto del quadro metodologico
che ci sia stato. Ecco, questa attività si è, come anticipavo prima, estrinsecata in alcune attività partecipative che hanno condotto poi a costruire gli elementi del grande itinerario del vorrei appunto presentare qualche slide che traduce proprio come esempio l'attività molto come dire, di stretto contatto con i territori che sono state, le attività che sono state condotte. I laboratori hanno organizzato una serie di incontri, hanno usato questa espressione, i laboratori itineranti, gli incontri delle singole regioni partner. Prima incontri tematici legati quindi a ciascun sottoprogetto, che hanno consentito di completare il quadro degli interventi, il quadro conoscitivo, come è stato ricordato dalla Natura. Successivamente si è fatto un'attività unitaria, un laboratorio che ha coinvolto tutte le anime del progetto, 2 sottoprogetti, l'azione pilota. Ecco, questi laboratori si sono svolti utilizzando tecniche appunto di partecipazione, senza dilungarci tanto, un metodo che favorisce appunto il contributo di ciascun soggetto coinvolto in un determinato processo attraverso tecniche di appunto, visualizzazione. Le regole sono molto semplici: dignità pari per tutti, possibilità di parola pari per uguale per tutti, sintesi però nell'espressione dei concetti. Attraverso appunto, come vedete, degli strumenti proprio di visualizzazione. Ecco, l'esito di questo confronto che è durato 2 giorni è stato quello di partire dagli interventi costruiti, come si è detto precedentemente, sulla base di quelle coordinate iniziali, traguardando gli obiettivi del progetto Accessit, di costruire a partire appunto dagli interventi che i territori avevano individuato, che sono interventi o sui singoli siti o itinerari locali di valorizzazione di percorsi o di aree di interesse culturale, paesaggistico e naturale. A partire da questi elementi costruiti nei laboratori nei singoli territori, di iniziare a costruire circuiti comuni, quelli a cui faceva riferimento la collega, circuiti tematici, teorici, quindi diciamo la cui sommatoria consente di arrivare a G. Allora, la costruzione è avvenuta, come dicevo, attraverso il confronto con i singoli partner, dei partner che surrono il percorso. Gli elementi ordinatori sono stati 3 tematismi, diciamo macro tematismi, l'archeologia, l'identità dei territori, la cultura del mare, che erano le 3 chiavi di lettura del progetto, che il progetto Accessit individua. Sulla base di queste 3 chiavi di lettura sono stati costruiti itinerari tematici che, come ha ricordato la collega, per quanto riguarda il tematismo archeologia, sono stati individuati 3 itinerari: la rete dei musei dei siti archeologici, il megalitismo nel Mediterraneo e il titolo che abbiamo proprio, come dire, rappresentati così come sono venuti fuori dal lavoro cui facevo riferimento, i romani nel Mediterraneo. L'identità del territorio si è tradotta in un circuito terreno che abbiamo chiamato patrimonio comune, e una denominazione molto vasta, ma fa riferimento fondamentalmente a tutti gli elementi identitari che costituiscono poi, individuano
il senso di appartenenza delle comunità locali ai produttori, che possono essere elementi culturali, ambientali. Poi la cultura del mare che dà origine ai due itinerari tra mari e reti di musei. Allora, ognuno di questi, non so se si vede, anche qui abbiamo proprio rappresentato un esito del processo partecipativo. Ognuno di questi itinerari si compone degli interventi che sono stati costruiti nei singoli sottoprogetti. E non solo, perché è stato ritenuto importante integrare gli interventi individuati da Accesi con altri interventi che i territori hanno nel corso degli anni, sia nell'ambito del progetto Italia Francia Marittimo, sia nell'ambito di altri progetti, hanno costruito che integrano, che completano gli itinerari che sono itinerari individuali. Vado velocemente, quindi ognuno di questi itinerari ha come riferimento dei siti, dei circuiti locali, dei circuiti tirrenici che li collegano e, come dicevamo, l'insieme costituisce il GIP, o meglio costituirà il GIP, perché il GIP è un po' la metafora del progetto. La materializzazione del GIP a partire da questi elementi sono poi gli strumenti di marketing, delle attività di azione di sistema, prevede la costruzione di un piano di marketing, il cui prodotto è il GIP, piano di marketing che in corso appunto di costruzione in maniera questa partecipante da tutti i soggetti dovrà fornire gli elementi di valorizzazione del grande itinerario e attraverso il grande itinerario dei territori, come dire, di riferimento. Quindi, dicevamo prima, ciascuno di questi circuiti, ciascuno di questi siti è un po' una porta di accesso di valorizzazione ai territori che esprimono questi interventi. Brevissimamente volevo dire alcune cose sempre sugli strumenti, sulla dotazione di strumenti che il progetto lascerà ereditati poi una volta concluso. Strumenti che sono serviti a costruire il progetto, a costruire questi circuiti e che contribuiranno anche alla sua valorizzazione. Fondamentalmente uno strumento, è stato accennato, uno strumento per favorire l'accessibilità ai siti e anche per l'utilizzo delle nuove tecnologie e quindi consentire la conoscenza, la conoscibilità del sito attraverso dei navigatori web dove tutte le informazioni vengono raccolte, vengono rese fruibili gli strumenti di navigazione ovviamente. Uno dei prodotti infatti è l'Atlante Web, sarà realizzato cura della capofila del progetto della CTC, che consentirà di visualizzare ogni sito, ogni circuito, di individuare gli elementi di relazione di ogni sito che fa navigare quadramente sui siti. Altri due strumenti che favoriscono non solo l'accessibilità al sito ma anche la possibilità di integrare il sito sono delle app appunto scaricabili su dei comuni smartphone che consentono sia di leggere attraverso i sistemi data le informazioni che appunto entrano sì. Le informazioni appunto presenti nei circuiti che comprendono il sito, sia all'utente di trasmettere, quindi di integrare sull'Atlante Web nuovi percorsi, nuovi siti di interesse che poi il sistema di gestione
del grande itinerario valuterà se vi interessa, se siete di integrare progressivamente. Dicevamo prima, il grande itinerario è un po' una metafora, si vuole costruire un riferimento comune, dare degli strumenti e quindi in una prospettiva incrementale per aggregare nuove reti sulla base appunto di queste caratteristiche comuni, di questi valori comuni legati al patrimonio storico-culturale e ambientale. Ecco, qua sono alcuni esempi, la possibilità di fruire attraverso degli smartphone delle informazioni avviene molto semplicemente con la collimazione di un oggetto presente appunto nei circuiti, dalla collimazione si possono visualizzare delle schede che hanno contenuti informativi legati al sito, al circuito, ma contenuti informativi legati al territorio, con informazioni appunto che favoriscono l'accessibilità e la fruibilità complessiva del territorio. Credo si possa finire, volevo solo dire questo. Il problema della continuità, della capitalizzazione dei risultati, diciamo, in parte si pensa di averlo risolto con questo partenariato forte a cui facevo riferimento prima, con questi strumenti che comunque costituiscono una dotazione del progetto. Però si sta anche pensando di, anche il collega, di presentarsi, proporsi alle future opportunità che i progetti, i programmi comunitari presenteranno, di presentarsi a partire da questa base partenariale. Uno degli ultimi l'ultimo comitato di pilotaggio è stata appunto condivisa del partner del progetto questa idea di una dichiarazione congiunta da parte di tutte le amministrazioni coinvolte proprio per in qualche modo sensibilizzare ciascuna amministrazione non solo a proseguire l'esperienza del progetto ACESIT sui programmi comunitari, ma anche di ricomprenderla, comprendere possibilità di sviluppo nell'ambito dei propri programmi, dei programmi di ciascuna amministrazione. In questo senso il governo che partecipa al nostro assessorato ha già provveduto a predisporre un atto che andrà a integrare la programmazione della Regione per il prossimo anno. Quindi è un piccolo passo, ma speriamo sia di buona specie. Grazie. Invito la dottoressa Donatella Cocco che illustrerà appunto gli interventi previsti nel progetto del Video Capitale, cioè l'accessibilità nei siti di Valuni e di Valle Franca. Dottoressa, si accomodi pure. Buongiorno a tutti, saluto le autorità, saluto tutto il pubblico intervenuto e soprattutto un saluto affettuoso ai colleghi, meglio agli amici della provincia del Medio Campidano con cui noi ormai in tutti questi ultimi anni abbiamo fattivamente collaborato. Mi piacerebbe anche nominarli uno ad uno, anche perché il progetto ACESIT viene subito dopo altri progetti in cui loro sono stati comunque al nostro fianco, supportandoci davvero in maniera professionale, in maniera egregia. Per il progetto del Medio Campidano la dottoressa Collu, con cui abbiamo condiviso tutti i primi momenti, e il dottor Paolo De Muro, e ancora Tiziano Onnis, Gidio Carau e Matteo Simbula. E davvero a loro un grazie sincero, perché insomma spero che poi le cose, sappiamo che è un momento di difficoltà, ma spero che
che le cose vadano davvero bene, perché insomma noi ne riconosciamo davvero l'alta professionalità e il grande lavoro che è stato fatto da loro insieme a noi, e quindi immagino anche insieme poi agli altri enti coinvolti. Progetto ACESIT, come giustamente diceva la collega Berdacchini, in quello splendido intervento davvero dettagliato, puntuale, molto chiaro, ha visto, come era ovvio in molti casi, coinvolto il Ministero per i beni e le attività culturali nei suoi organi periferici. In questo caso ovviamente, poiché si trattava del sottoprogetto archeologia, ha visto coinvolta la soprintendenza archeologica. I siti di cui io devo parlarvi che sono stati coinvolti in questo progetto sono ovviamente due colossi, due colonne portanti dell'archeologia del periodo nuragico in Sardegna, il sito di Villanova Forum e il sito di Barumini. E ancora in questo senso, tra l'altro vi vedo in sala, un affettuoso ringraziamento per la collaborazione alla dottoressa Figus, che è il sindaco di Villanova Franca, Emanuele Lillio, che è il sindaco di Barumini, e agli staff che poi hanno lavorato, quindi alla cooperativa Il Coccio per Villanova Franca e alla fondazione Barumini per il comune di Barumini. Partiamo ragionando partiamo da Villanova Franca, o partiamo meglio dal discorso che è stato fatto inizialmente con la provincia di Emilio Campidano, quindi la soprintendenza è stata chiamata in qualità di partner. Tutto questo si è svolto attraverso la realizzazione, l'elaborazione, la firma di una convenzione. Questo sembra, detto così, una parola semplice, ma noi sappiamo quanto tempo ci è voluto a fare anche tutto questo. La dottoressa lo sa, il dottor De Muro ancora meglio, nelle lunghe ore che abbiamo trascorso prima in ufficio a proprio scrivere materialmente la convenzione, e il tempo che ci è poi voluto per poter andare all'approvazione, alla stipula e alla firma. Sì, perché in realtà queste cose vanno un po' sottolineate, perché uno dice convenzione, ma stupidaggine, cioè voglio dire, no, ci è voluto un sacco di tempo a fare anche questo, perché comunque anche queste cose vanno fatte in un certo modo, vanno pensate, vanno ragionate, vanno messe dentro tutto quello che occorre. Quindi siamo arrivati alla stipula di queste convenzioni e siamo arrivati alla fase di progettazione che è stata fatta poi dai due comuni e presentata a noi per l'approvazione. Che cosa abbiamo fatto? Villanova Franca, il sito di Villanova Franca è un sito noto, un area complesso, anzi voglio dire complessissimo, perché forse è ancora più giusto, di difficile, anzi direi difficilissima visita, ma di un interno bellissimo. Non sto qui adesso a descrivere tutto il nurario, perché poi immagino che la maggioranza di voi lo conosca, ma una delle tante cose bellissime che il nurario di Villanova Franca ha è all'interno di una delle sue torri un bellissimo altare di età nuragica con incisioni e con i residui ancora delle parti in cui dovevano essere infissi degli elementi bronzi. Diciamo che questo nel panorama dell'età nuragica è una rarità, ma in contemporanea l'accesso a questo vano è difficoltosissimo. Non solo è difficoltosissima per una persona che abbia qualche disabilità, ma lo è in maniera ancora maggiore, in maniera uguale per chi non ne ha, perché comunque è difficile. L'accesso è difficile. Ora smontare il nurario non è possibile e quindi in qualche modo dobbiamo cercare di sopperire a queste difficoltà. E quindi questo lo dico perché questo preambolo è doveroso, perché il progetto ACESIT si inserisce già in precedenti, diciamo, è completa precedenti attività che sono state legate proprio alla disabilità che abbiamo portato avanti con il comune di Villanova Franca. E non solo la disabilità, nel senso che dopo veramente lunghe fatiche, anche la risoluzione di molti problemi, siamo addivenuti a un modo
di far arrivare volta per volta le persone anche a questa bellissima cella che contiene il nuraghe. Ma già allora avevamo pensato anche alla possibilità che gli ipodotati potessero comunque prendere visione. Infatti il Museo di Villanova Franca ha diciamo, noi l'abbiamo chiamata una quinta scenografica, cioè a grandezza naturale all'interno del museo è riprodotta tutta la parete della torre che contiene l'altare e lo stesso altare, che consente sia, che è esattamente identico, è proprio perfetta, una realizzazione davvero ben fatta, che permette sia alle persone con disabilità motorie che quindi non possono scendere nella cella della torre per vedere questo altare, comunque di vederlo e di vederlo anche nella sua, diciamo, scenografia, perché poi l'altare è bello nell'ambiente in cui è inserito ed è perfettamente riprodotto, sia invece i portatori di handicap visivi di poterlo anche leggere tattilmente, perché l'altare si presta anche a questo. Sempre questo a Villanova Franca si unisce anche a un discorso che sarebbe stato fatto all'interno del museo di percorso per i non vedenti, e in una parte inferiore, diciamo in un ambiente inferiore al museo è stato creato un percorso per non vedenti che quindi possono leggere tattilmente, toccandole sia i reperti sia le loro descrizioni con le targhette in braille. E a questo proposito devo dire che in questo caso ritorno al discorso che faceva l'autoressa, in questo caso tutto questo è stato fatto insieme a loro, e quindi sia le riproduzioni sia anche le scritte in braille, ma soprattutto le riproduzioni delle ceramiche sono state fatte insieme ai portatori di handicap della vista, con l'Unione Italiana Ciechi, con altre istituzioni che noi abbiamo, che ci hanno proprio aiutato, no? Perché man mano che facevamo, e sono state fatte da un lato in questo modo, da un altro lato anche tenendo conto del rispetto delle dimensioni del materiale, per cui sono stati calcolati i rientri della ceramica nella cottura, insomma è stato fatto un discorso che naturalmente, oltre che per gli ipodotati, potesse servire anche poi per chi andava a vedere il museo. Ho avuto tanti bambini che hanno voluto fare questo piccolo percorso, perché diciamo che è un percorso che ripercorre le tappe dell'esposizione delle vetrine, naturalmente sintetizzandole, quindi tutto quello che è esposto nelle vetrine è sintetizzato in una serie di gruppi all'interno di questo piccolo vano che è stato destinato a loro, e hanno anche un tabellone dove poi possono tattilmente e ugualmente leggere, e anche questo è stato fatto con loro aiuto, in quanto sappiamo che non può essere verticale, deve essere un po', insomma, rispetto alle loro esigenze. Questo ve l'ho detto perché era importante che lo dicessi prima di entrare nel discorso del progetto ACISI, nel senso che tutto questo era quello che a Villanova Franca c'era. Quindi avevamo un museo con un apparato per i non vedenti, avevamo un museo con una quinta scenografica dell'altare, però avevamo anche un inizio al nuraghe di valorizzazione, nel senso che già il nuraghe prevedeva una serie di passerelle che consentivano una visita, però era una visita parziale. Quindi ecco, qual è stato il lavoro fatto con la provincia del Medio Campidano e con il comune di Villanova Franca? Quello di realizzare un progetto che potesse consentire un'ulteriore visita al nuraghe nel rispetto del nuraghe, naturalmente, voglio dire, quindi è anche nel rispetto, diciamo, dell'impatto che questo poteva creare sul nuraghe. Voglio dire, qui forse, insomma, noi siamo anche delle persone, come ognuno penso che sia, molto legate a questa terra e molto legate anche a queste costruzioni, a questi nuraghi che in fondo un po' ci rappresentano, no? Queste pietre, questi paesaggi ancora così un po' incolti, un po' sicuramente, non so, quasi chiusi, che danno una dimensione proprio di quello che è un po' anche il carattere dei sardi. Allora la valorizzazione di queste e anche l'accessibilità non è facile, perché si rischia in un certo modo anche di snaturare questi luoghi, no? Che sono belli, che attirano l'attenzione anche per
queste loro caratteristiche, per queste loro peculiarità. L'Uraghe di Villanova Franca è un uraghe che non è al centro del paese, è diciamo quasi una bella campagna, possiamo dire, no? Quindi conserva proprio quelle caratteristiche che sono legate al territorio e che rendono più difficile, ecco, il poterlo valorizzare rispettando tutte queste cose che ho appena detto. E questo è stato il lavoro che poi è stato fatto con la provincia del Medio Campidano, diversi sopralluoghi fatti da noi insieme a loro, insieme alle cooperative, insieme all'amministrazione comunale, e quindi abbiamo realizzato un progetto che prevedeva che cosa? Prevedeva la realizzazione di uno stradello che passasse attraverso tutto intorno a tutto il rurale, consentendo anche uno stradello che non è fatto con della terra stabilizzata, quindi che non snaturasse le caratteristiche dell'uraghe, ma anzi diciamo si integrasse bene in quel paesaggio. Cioè, voglio dire, detto in parole più semplici, se noi andiamo a vedere un uraghe, quello che ci attira di più è lo stradello che abbiamo costruito rispetto alla visione dell'uraghe. Quello stradello non va bene perché è impattante. Se noi quello stradello quasi non lo vediamo, ci camminiamo sopra, ma quello che veramente ci colpisce è l'uraghe, allora noi abbiamo fatto davvero un bel lavoro. E credo che questo che abbiamo approvato sia quello che, insomma, diciamo anche con un buon lavoro, perché poi queste cose riescono sempre quando le diverse amministrazioni lavorano insieme, credo che siamo riusciti a fare. Quindi Villanova Franca adesso avrà, perché insomma penso che a breve inizieremo i lavori, forse siamo un pochino noi in ritardo perché stiamo andando all'approvazione del progetto, ma insomma siamo lì. Avrà questo stradello che consentirà anche intanto ai normodotati ma anche agli ipodotati motori di fare un giro intorno all'uraghe, quindi di poterne ammirare tutte le strutture. Lo stradello sarà dotato anche di una serie di pannelli che ne illustreranno meglio, quindi la visita all'uraghe è sempre guidata da uno dei membri della cooperativa Il Cocio, però diciamo che i pannelli possono servire sia per i normodotati che per gli ipodotati, quindi saranno dotati di pannelli. Sarà rimessa in sesto anche la passerella che avevamo, che è ormai data da un po' d'anni, quindi verrà risistemata, per cui credo che insomma il risultato, ecco, sia un ottimo risultato, anche perché, come dico, corona tutto un discorso che comunque a questo punto diventa un circolo che si chiude, no? Quindi abbiamo una possibile visita all'uraghe, abbiamo una possibile integrazione di quello che non si riesce a vedere all'uraghe nel museo, e abbiamo una possibile valutazione degli elementi, dei reperti di cultura materiale che vengono da quell'uraghe, sia per i normodotati con l'esposizione museale, sia per gli ipodotati, sì, nella sala che è riservata a loro. Questo è ovviamente anche uno degli intenti, no, della soprintendenza, nel senso che la valorizzazione, la tutela, ma la fruibilità di questi luoghi è uno dei nostri principali punti, insomma, no, di azione. E infatti, per esempio, ecco, a questo proposito ricordo anche, perché poi diventa il discorso, mi piace che sia un discorso non legato a un solo territorio, no? Giustamente provincia del Medio Campidano, il Medio Campidano è un insieme, non è un solo comune, e in questo senso noi abbiamo lavorato molto. Il primo progetto che è stato fatto alla provincia del Medio Campidano è un progetto che è stato fatto a Sardara. Sardara ha avuto per prima un progetto per i disabili della vista. Sto parlando di molti anni fa, quando ancora queste cose quasi non si ragionavano, no? Ancora non c'era. E quel percorso è un percorso ancora diverso, nel senso che lì a Sardara il percorso per i non vedenti si snoda lungo tutto il percorso museale con delle apposite zone dove il materiale in copia viene esposto fuori vetrina e dove il non vedente può partecipare, può fare anche da solo una visita, perché poi è dotato anche di audioguide
che descrivono il museo tra virgolette in passi, ma anche questo è servito anche per tutti, per molti, come detto anche per Villanova Franca, anche per Satara. Molti bambini vogliono fare il percorso Bendatti per esempio, oppure possono toccare queste copie. Anche qua tutto questo è stato fatto e ugualmente è stato fatto con le riunioni l'Unione Italiana Ciechi, con le altre associazioni relative ai disabili della vista, e anche qui tutto è dotato di targhetti in braille e esiste anche una guida in braille. Quindi insomma diciamo che questa attenzione è riservata sempre a questi, e questo progetto, come dicevo, per il Convegno Capitano è venuto per Villanova Franca a chiudere un cerchio. Un discorso analogo, diciamo un po' diverso però rispetto a quello che è stato fatto per Villanova Franca, è stato invece realizzato insieme alla provincia di Convegno Capitano con il comune di Parumini. E allora Parumini è un altro cardine, naturalmente insomma non ho bisogno di dire niente di Parumini perché credo che sia un discorso noto a tutti. Parumini anche Parumini ha un nuraghe che è di non facile accessibilità, come tutti i nuraghi sono. La visita all'Uraghe di Parumini si svolge attraverso l'accompagnamento di guide che fanno parte della fondazione e con poche persone per volta, credo non più di 20, una ventina forse sono, attraverso percorsi che sono sicuramente molto suggestivi, perché insomma chi di voi ha fatto poi la visita a Parumini si rende conto che effettivamente passare attraverso quei tunnel, cioè è una cosa suggestiva, ma certamente anche quella molto difficile. In questo caso l'idea che è stata portata avanti col comune di Parumini, con la provincia di Convegno Capitano, è stata differente da quella che abbiamo portato avanti a Villanova Franca. Allora, nel complesso, nel grande complesso che comprende il nuraghe e le pertinenze del nuraghe e anche la parte relativa alla fondazione dove c'è la biglietteria, l'ingresso eccetera, in una parte diciamo separata dal nuraghe, sottostante il nuraghe, quindi non visibile dal nuraghe, era stata realizzata anni or sono una struttura che noi chiamiamo ipogeica, nel senso che è una struttura che era stata fatta proprio scavando parzialmente in terreno in una sorta alle pendici diciamo insomma della collinetta che poi ospita nella parte alta del nuraghe. Questa struttura era stata realizzata dalla soprintendenza, dotata anche di tutti una serie di apparati multimediali, ma per così come va il mondo, soprattutto come vanno i discorsi legati alla cultura, che sostanzialmente legati alla mancanza di fondi, e lì ci si è fermati. Nella convenzione che era stata fatta col comune di Parumini, che ha preso, diciamo, tra virgolette, quanto so dire, in appalto, in gestione tutta l'area archeologica, era stata data in consegna al comune anche questa struttura. E questa è stata la struttura che poi è ritornata appunto al centro del nostro interesse nel momento in cui si è pensato con la provincia di fare il progetto Accesi. E quindi che cosa ha previsto il progetto? Il progetto ha previsto il rifacimento, ma direi quasi, forse da fare quasi completamente perché c'è un brevissimo stradello che conduce appunto a questa struttura, dotandolo di tutte le giuste misure di sicurezza con le ringhiere e quant'altro, in modo da poter permettere ai disabili motori di poterci arrivare. Da lì si è costituito attraverso una strumentazione che verrà data in dotazione alle guide che faranno la visita a nuraghe. Vi ho detto che la visita a nuraghe di Parumini si svolge solo accompagnata da una visita. Si creerà un ponte radio per cui le immagini andranno nei schermi che noi abbiamo in questa unità introduttiva, chiamiamola, e ugualmente le voci arriveranno delle guide, per cui anche il disabile motorio che starà in questa comodamente ospitato in questa struttura potrà in diretta vedere le immagini e seguire attraverso le voci una visita guidata che viene fatta dai tecnici della fondazione.
Diciamo che un grosso risultato anche questo, un risultato sicuramente diverso da quello di Milano Franco, un risultato che mette davanti un discorso tecnologico importante e che raggiunge gli stessi risultati, ma diciamo un discorso tecnologico che rientra poi, e anche qui questo è doveroso dirlo, un discorso che il comune di Barumini sta portando avanti, nel senso che anche qui il cerchio si chiuderà con la realizzazione, più che con la realizzazione direi con la messa a norma del museo di Casa Zapata. Barumini, come sapete, ha un bellissimo museo che è ospitato in questa villa che è stata in qualche modo adattata ad accogliere il museo e a rispettare i resti del grosso rurale in una egresia che aveva sotto. Il museo è nato come mostra permanente, diciamo, ma adesso acquisirà tutte, verrà messo a norma, cioè diventerà ufficialmente un museo archeologico che credo il sindaco, insomma, con l'amministrazione comunale penso sarà dedicato a Giovanni Lelliu, che dovrebbe aprire forse in occasione del suo centenario. Un museo che anche questo è dotato di grosso apparato didattico, didascalico, diciamo, però multimediale. Avrà una serie di pannelli che potranno essere letti, uditi, che potranno essere letti attraverso i telefonini, che potranno, insomma, avere effettivamente un discorso all'avanguardia. Detto questo, quindi ecco, in questo senso si risolve qua a Barumini il problema dell'accessibilità per gli ipodotati. E quindi questo è quello che insieme alla provincia del Campidano, all'amministrazione, alle cooperative che gestiscono questi siti abbiamo realizzato. Ma, e qui mi ricollego al discorso della collega che faceva precedentemente, insieme alla provincia del Campidano e devo dire in qualche modo anche così ospiti della provincia del Medio Campidano, abbiamo fatto già uno dei grandi eventi di cui la dottoressa parlava, perché il progetto ACESIT a novembre di questo anno è andato alla manifestazione della Borsa Internazionale del Turismo Archeologico a Paestum. E quindi diciamo che è stato un evento molto importante da diversi punti di vista, intanto perché appunto, come diceva la dottoressa, abbiamo fatto conoscere a un mondo internazionale, la forza di Paestum internazionale, abbiamo fatto conoscere quello che noi avevamo realizzato in questi due comuni. E quindi già questa è stata una grande importanza, ha avuto grande importanza. È stato importante perché comunque è servito anche a noi, no? A cementare questo discorso, ad andare compatti e a proporci compatti come amministrazioni in una borsa e in una manifestazione importante come quella. E quindi è stato un momento di grande soddisfazione per tutti noi e comunque un passo importante in questo discorso. Anche perché a Paestum abbiamo vinto il premio, diciamo che abbiamo vinto il premio come migliore esposizione, miglior stand e migliore esposizione dei progetti che portavamo. Ecco, quindi questo è quello che noi abbiamo realizzato con questi progetti, questo è l'intervento della sovrintendenza archeologica, che era anche, diciamo, piacevole perché abbiamo lavorato davvero molto bene con i colleghi del Medio Campidano, con i sindaci del territorio con cui collaboriamo da anni, ma che era anche doveroso perché comunque, come poi noi abbiamo detto, insomma, anche nella convenzione, questi progetti in queste aree che sono comunque sottoposti al vincolo del Ministero dei Beni Culturali per dettato del codice devono passare attraverso l'approvazione della sovrintendenza. Adesso noi passeremo a realizzare queste opere, speriamo e pensiamo entro marzo del 2014 che tutto sia concluso e quindi che anche perché diciamo che scavi ne abbiamo fatti, come dicevo così all'ingresso di una chiacchierata che facevo col sindaco di Villanova Franca, gli scavi li abbiamo fatti, quello che dobbiamo fare adesso è valorizzare questi siti in modo da rendere alla comunità che sia una comunità di persone non modotate, che sia una comunità di persone che invece diversamente da noi hanno qualche etica. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Cocco e invitiamo al tavolo il professor Melis dell'Università di Cagliari.
grazie per questo invito a questa importante giornata. Avevo preparato delle slide, ma era buono. Faccio un discorso a braccio. Non si sente? Allora, io insegno marketing, questa è la mia disciplina, e poi mi occupo anche di marketing turistico. Ci sono tante definizioni di marketing, quella che a me piace è che cosa fa il marketing, di cosa si deve occupare il marketing. La risposta che do io è che il marketing si deve occupare di creare valore. Cosa vuol dire creare valore? Vuol dire che ciò che si fa deve avere delle ricadute, deve essere utile, e l'utilità la posso misurare in diverso modo. L'utilità economica io la misuro attraverso le risorse che riesco a generare, che quindi devono essere superiori alle risorse che io spendo per realizzare una certa attività. Se io non riesco ad avere una produzione di ricchezza superiore alle risorse che ho consumato per realizzare quell'attività, io non sto creando valore, sto distruggendo valore. Ovviamente non c'è solo il valore economico, c'è anche altro valore. C'è il valore, per esempio, dell'esperienza che le persone vivono nel fare determinate cose. Per cui ogni gesto, ogni situazione che noi quotidianamente viviamo è un'esperienza, e questa esperienza può essere positiva o negativa, più o meno soddisfacente. In un'ottica di marketing io mi devo preoccupare di far sì che le esperienze che altri vivono per il mio tramite siano esperienze positive, siano esperienze soddisfacenti. Il mio mestiere qual è? Quello di fare l'insegnante e di fare il ricercatore. Allora, se le mie lezioni non sono soddisfacenti, io non sto producendo valore. Se le mie ricerche non sono utili, io non sto producendo valore. Allora, cosa c'entra tutto questo con accessibile? Perché l'accesso o l'accessibilità è uno dei pilastri della creazione del valore. Le mie lezioni, se sono incomprensibili, non sono accessibili, e se non sono accessibili io rendo quell'esperienza non positiva, non piacevole, ma drammatica. Allora, per i beni culturali l'idea di accessibilità in senso ampio, in senso ampliato, è certamente un concetto fondamentale, perché l'esperienza di un bene culturale non inizia e non finisce soltanto con la visita di quel bene, inizia molto prima e finisce molto dopo. Allora, io qui mi rendo conto che faccio un po' il pierino della situazione, però non voglio mettere in discussione la bontà e l'importanza del progetto, sia ben chiaro, e quindi onore e merito a tutti coloro che finora hanno lavorato e si sono impegnati. Però credo che sia interesse di tutti, immagino che questo ci sia. L'ingegner Sanna parlava di un piano di marketing, io immagino, suppongo che in quel piano di marketing ci siano anche, come dire, o vengano previsti gli indicatori di misurazione dei risultati che con quel piano si vogliono raggiungere, altrimenti è un piano che dal mio punto di vista, cioè da chi deve poi, mettiamola brutalmente, dare un voto, io lo boccio, ok? Perché questo è il mio mestiere, questo io sono chiamato a fare, perché questo rientra nelle mie competenze e prerogative. E allora, pensando all'accessibilità dei beni di questo territorio, a me affascina la portata del progetto.
credo che si debbano fare delle cose che io non so, perché ovviamente non l'ho visto nel dettaglio, delle cose che rendano accessibile quell'esperienza che dicevo prima, durante e dopo, in diversi modi. Certamente diventa fondamentale, se lo dico come elemento di ragionamento, un portale plurilingue unico di tutti i beni culturali di un territorio. Non è pensabile che ogni parrocchia si faccia il suo portalino, perché i portali non basta farli, i portali devono essere, in un'ottica di marketing, indicizzati nei motori di ricerca. Che brutta espressione. Che cosa vuol dire? Vuol dire banalmente che quando io, che sono il potenziale turista e visitatore, decido di fare una mia vacanza e decido di andare in un qualche posto, vado sul motore di ricerca, Google. Al mondo ormai, soprattutto nel mondo occidentale, più del 60% delle persone quando deve organizzare la sua vacanza va su Google. E allora sarei, come dire, un fuori dal mondo se io non pensassi che questo è il modo normale con cui si fanno le ricerche. Allora vuol dire che io, se voglio essere accessibile, cioè se voglio essere individuato, se voglio essere trovato, se voglio che gli altri sappiano che io esisto, io devo risultare nella prima pagina di Google quando faccio una determinata ricerca, altrimenti non sono accessibile, anche se ho fatto il mio bel sito, il mio bel portale. E ovviamente se io voglio essere accessibile all'universo mondo, l'universo mondo non parla italiano, parla tante altre lingue, e allora devo organizzarmi perché l'accessibilità sia resa possibile in tutte le lingue, ma non con un traduttore di Google, con personale qualificato che sappia, cioè anche nel linguaggio. Il linguaggio non è un fatto tecnico, la comunicazione non è un fatto tecnico, come purtroppo io spesso osservo, vedo, viene tutto ridotto a fatto tecnico. La comunicazione è un fatto che coinvolge tutti i sensi delle persone, e se io voglio comunicare, non a caso si parlava di percorsi olfattivi, di percorsi visivi e via discorrendo, no? Allora, se questo è vero, io devo riuscire a trovare anche il modo, laddove io sia vincolato anche dal mezzo tecnico, ad aumentare quell'esperienza anche di lettore, e quindi trasferire attraverso le parole significati che sono ben più profondi della traduzione tecnica che io posso fare di un certo bene con una certa descrizione. Questo è un esempio, non mi attardo oltre. C'è un altro aspetto che a me sta molto a cuore, che viene normalmente come dire, discusso, di cui si ha anche consapevolezza, ma rispetto al quale ci sono ancora, io vedo ancora dei limiti. È rappresentato dalla fruibilità con forme di biglietterie uniche, cioè anche chi mi ha preceduto ha detto che insomma i visitatori sono segmenti di mercato, li chiamo con il mio linguaggio, no? Segmenti diversi acquistano prodotti diversi, vogliono vivere cioè esperienze diverse, quindi non tutti sono interessati a tutto, ma molti possono essere interessati a molte cose. Allora, chi allestisce un'offerta dal punto di vista, come dire, dell'orientamento al mercato, dell'orientamento a chi poi deve fruire di questi beni, deve pensare modalità di aggregazione dei diversi beni, delle diverse offerte integrate, facendole pagare con un risparmio. Cioè, quando io metto più beni insieme, la percezione, e io glielo vendo con un biglietto unico, la percezione di chi compra deve essere che ottiene un risparmio, perché questo mi fa comprare il biglietto unico, altrimenti non c'è questa convenienza. E queste però vanno pianificate prima, dovrebbe essere una parte specifica del piano di marketing, no? In termini di politiche anche di pricing,
di prezzo rivolte a segmenti di domanda diversa. È complicato questo? Bisogna lavorarci, come tutte le cose. È un lavoro semplice? Non è impossibile da fare, bisogna avere la voglia di farlo e la volontà di farlo. Poi problemi giuridici, legislativi si superano. Tra l'altro il codice dei beni ambientali che io ho, come dire, sfogliato, quindi non l'ho studiato, però ho visto che oggi rende possibile tutte queste forme. Allora i limiti dove sono? Sono nella nostra capacità di metterli in campo. I limiti sono nella nostra volontà, oltre che capacità, di attivare determinati percorsi. Perché altrimenti io non creo i presupposti per la mobilità, perché alla fine io com'è che misuro l'efficacia e la bontà di un progetto? Sulla base dei numeri. Allora, i numeri, visitatori, biglietti staccati, ok? Questo è il modo che io ho di misurare il risultato. E allora scopro che le potenzialità sono di gran lunga superiori. Scusate, se è vero, come è vero, perché ce lo dico, c'è la statistica, che io mediamente in Sardegna negli ultimi anni ho delle presenze che oscillano tra gli 8, 10, 11 milioni l'anno, com'è possibile che al Museo Archeologico di Cagliari io abbia soltanto 40.000 visite? A occhione, più o meno. Qualcosa di più. Qualche periodo non vedi. Qualche periodo di più. Allora, cioè io penso che lavorando sulle cose che ho detto, sulle altre che voi giustamente avete evidenziato e vanno fatte, per carità di Dio, non voglio sminuire veramente neanche di una virgola ciò che è stato detto e fatto, però io devo usare un altro, come dire, paio di occhiali per valutare il discorso, perché poi è lì che si creano gli indotti in termini di reddito, occupazione, ed è vero che bisogna coinvolgere anche come dire, la popolazione locale in questi progetti, e anche questo è un discorso di accessibilità, no? Quanti siamo oggi noi qua? Cioè questo evento quanto è stato accessibile? Mi spiego? Perché? Perché io dovrei, visto che tra l'altro il codice dei beni culturali vi permette anche la cooperazione con i privati, e io che faccio marketing conosco cos'è il co-marketing, cioè la possibilità di fare marketing insieme anche ai privati, costringendoli a mettere anche risorse, perché insomma i ristoranti che sono di fronte al nuraghe non ne hanno un beneficio dall'essere di fronte al nuraghe. Ovviamente se ci fossero qui i proprietari mi tirerebbero qualcosa addosso, ma non mi importa nulla, non me ne importa nulla. Però è una cosa che andrebbe assolutamente fatta. Perché? Perché l'esperienza del turista non si svolge in maniera separata nel bene culturale, poi nel ristorante, poi nel parco giochi. No, l'esperienza è unica. E allora io devo progettare esperienze uniche. Per poterlo fare, il discorso del fare sistema, che cavolo vuol dire? Vuol dire che devo trovare il modo di mettere gli operatori davvero a ragionare in maniera unitaria e non invece a pensare ognuno al proprio campanile, come ancora succede. Perché se io faccio l'esempio che sono in ristorante e l'altro qui presente si offende perché dice non ho fatto il nome dell'altro, e siamo sempre fermi a questo punto. Allora, questa è la logica da cui bisogna uscire. Chi lo deve fare? Noi, io. Forse anche con questo mio modo di intervenire cerco di fare la mia parte. Non è l'unico modo. Perché se ho detto che l'accessibilità è un indicatore di misurazione, mi metto i panni del ricercatore e vi dico: signori partner di questo progetto, ma perché non la mettiamo in piedi una bella ricerca, magari fatta su 3 territori di Lucca, della Corsica e della Sardegna, per misurare solo questo aspetto? Da quale punto di vista? Dal punto di vista del fruitore. Cioè, come gli altri valutano l'accessibilità ai miei beni, ai miei territori? E mettersi alla prova, sì,
Però se io so, se io conosco, posso intervenire, posso capire, posso anche decidere di utilizzare le risorse in maniera appropriata o in maniera diversa da come ho fatto fino ad ora, perché le risorse ci sono, non è che non ci siano. Grazie al cielo l'Unione Europea con i suoi programmi le risorse ne mette a disposizione tante, e purtroppo noi tante ne rimandiamo indietro per nostra insipienza. Io non voglio mettere nessuno sul banco degli imputati, me ne guardo bene, però io non faccio solo il professore di marketing o il ricercatore, sono anche cittadino e da cittadino vivo queste cose e mi arrabbio per queste cose, perché so che potrebbero essere molto migliori di come invece purtroppo si realizzano, e se non lo sono migliori io non me la prendo con gli altri, me la prendo con me stesso prima di tutto, perché evidentemente non faccio bene il mestiere che faccio, e poi me la prendo con chi mi sta più vicino. Allora, se imparassimo a fare così, probabilmente molte cose migliorerebbero. Grazie. Grazie, allora i lavori sarebbero conclusi, è prevista delle domande, però approfitto della presenza, magari prima di aprire al dibattito, a eventuali domande, prima della pausa lavori, della presenza del sindaco di Barumili, e gli chiedo se ha piacere di intervenire, di avvicinarsi. Prego, signor. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Le cose sono state già dette, però questo poco per quanto riguarda il nostro progetto. Naturalmente l'aspetto principale di questo progetto è la possibilità di creare una rete condivisa che va al di là della regione, quindi interessa 4 regioni e anche due nazioni diverse che partecipano tra corsi, quindi creare dei modelli di comunicazione importanti per il territorio e nello specifico per il comune di Barumili trovare la possibilità di fare un salto di qualità importante, perché rendere il sito accessibile e diversamente abili. Prima del poco parlavo della realizzazione di questa passerella che ci condurrà nell'unità della scarica, dove troveranno ospitalità diversamente abili, e lì c'è la possibilità per tutti di interagire con le guide, perché le guide avranno un sistema di comunicazione dove il personaggio deve fare delle domande alle guide, partecipare in modo diretto alla visita al monumento. E allo stesso modo, un altro aspetto che non è stato toccato, anche per i non vedenti ci sarà la possibilità di avere i sistemi informatici utili per la visita al monumento. Quindi un monumento di carattere internazionale che è sempre il sito UNESCO sarà uno dei pochi progetti in Italia dove lo sito UNESCO sarà accessibile ai diversamente abili e soprattutto a un pubblico completamente diverso, perché sappiate che il sito UNESCO di Barumili è visitato essenzialmente da stranieri, oltre il 60% dei nostri visitatori non sono né sardi né italiani, sono stranieri, quindi un turismo molto importante che può essere utile per diciamo, camminare tutto il territorio su una strada importante, che è quella dell'interscambio di queste esperienze culturali internazionali. Io credo che il progetto ACES sia importante non solo realizzarlo, ma soprattutto seguirlo con il monitoraggio, come diceva il professore, per poi gli effetti che si possono avere, perché molto spesso si chiudono con la partenza, che sono il primo aspetto, e dopo non si verifica la portata delle carte che devono avere queste risorse considerevoli in andare per il migliorio, cosa da poco in questo punto.
vuole intervenire, prego. Il dottor De Muro, responsabile appunto seguito dalla nascita, progettazione, eccetera. Prego. Grazie Maria, intanto sembra quasi una riunione di bianco questo, insomma cerchiamo di tenerci su, no? È una fase di un'attività complessa, importante, che ci vedrà protagonisti ancora per qualche tempo, insomma, a prescindere dal fatto che ci sia ancora la provincia o ci siano altri soggetti. E infatti di questo che vorrei parlare adesso, no? Visto che al tavolo siete la regione, lancio una provocazione. Allora, per noi enti pubblici ovviamente questi progetti sono dei pretesti, delle opportunità, intanto per misurare noi stessi, gli uffici, l'efficienza amministrativa, cercare di contare il nostro territorio del vantaggio competitivo, ridotto anche in un confronto istituzionale all'esterno, tra il partenariato con gli amici della Corsica, questo ce l'ha permesso, Lucca, quant'altro. Questo programma europeo ha permesso a questo territorio di elevarsi rispetto all'ambito di relazione tradizionale. Quindi penso che sia già questo un valore importante, no, di riferimento per il progetto e per la comunità che ospita questo tipo di iniziative. Al tempo stesso, voglio dire, non necessariamente serve, come suggeriva il professore, che ci siano questi progetti per portare al sistema tutta una serie di considerazioni che dentro queste tematiche poi vengono affrontare. E allora cosa sto pensando? No? Banalmente gli enti locali che sono qui presenti, al piano di sotto ci sono i beni culturali, forse c'è il turismo, ma ci serve anche l'agricoltura, l'assessorato dell'agricoltura, dove residuano, ristagnano tutta una serie di attività che abbisognano di un coordinamento. Quindi esercizi come questo, cioè lavorare su un progetto come CSIT, serve anche a noi per misurare la nostra capacità e responsabilità, ciascuno per la propria parte, di cercare di mettere a valore, no? Quello che in realtà già esiste ma che probabilmente non è correttamente indicizzato, come si suggeriva prima nell'esempio fatto dal professore sul sito internet, ma non è quello il ragionamento. Quindi noi in questo progetto fondamentalmente il gruppo di lavoro che poi si è dedicato ha imparato molto. Intanto ha imparato a relazionarsi, ha imparato a confrontarsi con persone diverse, con realtà diverse, con esperienze complesse che vengono affrontate quotidianamente anche da altri soggetti. La dottoressa Cocco, no? Ci hanno dato all'inizio per la nostra capacità anche di relazione, forse che ha superato gli schemi tradizionali. Ecco, l'esempio che ha citato, quello di costituire banalmente una convenzione che diamo per scontata, alle volte è molto complessa, perché porta via del tempo, richiede uno studio approfondito, no? Che ciascuno di noi deve far proprio, e quello attiene poi l'operatività degli strumenti finanziari che sono legati poi alla rendicontazione, no? Gli amici di Barumini prima dicevano qualcuno ha citato che la scadenza del progetto è a marzo, allora ne approfittiamo, la rendicontazione delle spese la portiamo a quella data. No, purtroppo anche questi progetti servono per esercitarci ad avere una capacità anche amministrativa adeguata ai tempi, adeguata a non rimandare a casa le risorse, cioè a rispondere anche tempestivamente alle necessità del territorio con un'azione amministrativa che è veloce. E quindi anche questo controllo di diversi livelli ci abitua ad operare dentro un sistema che è cambiato rispetto ai tempi. Quindi questi progetti ben vengano per aiutarci nella crescita amministrativa. Quindi la mia considerazione è questa, cioè disponiamo di tante opportunità, di tante iniziative e di tante risorse. Si tratta di non perdere l'esercizio, a misurarsi e a confrontarsi. Quindi questi progetti da pretesto poi diventano anche uno strumento personale dei gruppi di lavoro e delle amministrazioni di confronto, di crescita continua per il futuro, e auguriamo che la nostra comunità sempre migliore rispetto a noi. Grazie. Se qualcun altro appunto vuole domande intervenire, siamo già. Se no dobbiamo organizzare qualche cosa, perché la pausa dei lavori alle 13:30, certo che glielo permetto. A scanso di equivoci,
io non volevo demotivare nessuno, anzi, è l'amore per questa terra che mi fa essere, come dire, anche arrabbiato. Mi spiego? Io penso che possiamo farcela, però per farcela dobbiamo eccellere, non dobbiamo accontentarci e dobbiamo assumere come prospettiva di lavoro quello dell'essere utili agli altri, non di guardare a noi stessi in modo autoreferenziale. Questo ci danneggia, perché se noi ci accontentiamo e diciamo quanto siamo bravi, perdiamo di vista il fatto che gli altri non ci scelgono. È vero che noi abbiamo dal punto di vista turistico un problema fortissimo di trasporti, okay? Quindi di trasporti esterni tra la Sardegna e il resto del mondo, di cui onestamente la nostra regione ha grandi responsabilità. E giusto perché non mi limiti a dire di cosa penso, io penso che per esempio dare soldi alle compagnie aeree per venire qua sia sbagliato. Io preferirei che quei soldi fossero investiti per rendere più attrattivo il nostro territorio, cioè noi dobbiamo essere più desiderabili di quanto siamo ora, no? Dobbiamo essere quell'elemento che induce gli altri, io ci devo andare per forza, anche se magari mi costa un po' di più. Se non ci scelgono non è perché c'è solo un caro trasporti, è perché non siamo abbastanza attrattivi. Perché per essere attrattivi dobbiamo pensare che l'offerta turistica, come dico tutte le volte che ho modo di intervenire pubblicamente, non è data solo dalla camera di albergo o solo dal tavolo del ristorante, è dato da un insieme di elementi, per cui quell'esperienza che io vivo, quelle giornate che io vivo, sono riempite in maniera piena, dove tutto, così come il sentiero, che mi permette di non perdere di vista il nuraghe, che è un bellissimo esempio, perché è un intervento fatto ad hoc. Allora, l'esperienza turistica in che cosa consiste? Nel fatto che la mia giornata si sviluppa in maniera così piena da non avere tempo per, come dire, lamentarmi di qualche cosa. Perché se mi lamento di qualche cosa vuol dire che quella mia esperienza non è stata gratificata e io mi posso lamentare perché avevo bisogno di andare in bagno e non trovo il bagno dove potevo andare, perché se io sono intollerante al lattosio e invece lì mi cucinano il pasto fisso, io non posso mangiare quello che mi cucina, o sono celiaco o sono qualche altra cosa. E allora motivi di lamentele ne ho tanti, ne posso avere tantissimi. Perché? Perché mi costringono a ripagare un biglietto ogni volta che devo visitare un sito e devo fare quante code e così via discorrendo, no? E potrei fare una lista lunghissima. Allora, progettare un'esperienza vuol dire pensare a queste cose. Esiste un mago? No, esiste quello che io conosco e esiste soltanto la possibilità di mettere le persone che, pensando all'utente, trovino insieme le soluzioni e si possono trovare. Per cui in questo abbiamo soltanto di avere motivazioni forti, orientamento veramente agli altri. Marco Aurelio, mi pare, diceva: se servi gli altri, servi te stesso. Noi invece talvolta ragioniamo al contrario, no? Come tanti nostri giovani che vogliono ambire a posti di lavoro, non dicono io so fare questo, chiedono quanto mi dai. Non so se si capisce il senso di quello che voglio dire. Ovviamente sto semplificando e sto estremizzando, però questo fatto non può essere, come dire, limitato a noi quattro o a noi che siamo qui dentro, deve diventare un fatto diffuso, perché finché non diventa un fatto diffuso noi le cose non le cambiamo. Io credo molto nei processi partecipativi e nei processi democratici. Prendere consapevolezza anche di queste cose aiuta ad avere quel coraggio che serve anche per cambiare le cose e non stare e non accomodarci invece sulle situazioni di cui ci lamentiamo ma tutto sommato vivacchiamo. No, io non mi accontento. Scusate.